Benvenuti e ben ritrovati all'Almanacco. Oggi è venerdì 8 maggio 2026. Il sole sorge alle 5:45 e tramonta alle 20:12. La luna si leva all'1:32 e cala alle 11:12. Oggi si celebra San Bonifacio. Il nome Bonifacio ha origini latine e porta con sé un augurio antico. Significa letteralmente colui che ha un buon destino o che opera bene. L'8 maggio in tutto il mondo si celebra la giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. La data è stata scelta per onorare la nascita di Harry Dunfan, il fondatore di questo straordinario movimento umanitario. Oggi festeggiamo l'impegno instancabile di milioni di volontari che, con neutralità e umanità, portano soccorso ovunque ci sia bisogno, dalle zone di guerra alle emergenze quotidiane. Vittorio Sgarbi festeggia oggi 74 anni. Storico e critico d'arte, dalla cultura sterminata e dalla polemica sempre pronta, Sgarbi è una delle figure più riconoscibili della cultura e della politica italiana. Dal Maurizio Costanzo Show ai numerosi incarichi istituzionali ha dedicato la vita alla valorizzazione del patrimonio artistico del nostro paese. Alberto Cotta Ramusino, in arte Tananai, compie oggi 31 anni. Dopo la simpatica sconfitta a Sanremo nel 2022 è diventato uno degli artisti più amati della nuova scena pop italiana. Con successi come Tango e La dolce vita ha dimostrato che con talento e autoironia si può scalare ogni classifica. Tanti auguri anche a Franco Baresi, che celebra oggi il suo 66esimo compleanno. Il leggendario numero 6 del Milan e della Nazionale, soprannominato Kaiser Franz per la sua eleganza e autorità in campo, fu campione del mondo nel 1982 e resta uno dei difensori più forti nella storia del calcio mondiale. Esempio di fedeltà assoluta alla maglia rossonera. L'8 maggio 1982 sul circuito di Zolder in Belgio il mondo della Formula 1 perdeva uno dei suoi piloti più coraggiosi. Durante le qualifiche la Ferrari di Gilles Villeneuve si scontrò contro un'altra vettura e decollò tragicamente. Il canadese volante, amato da Enzo Ferrari e dai tifosi per la sua guida spericolata e il cuore immenso, moriva a soli 32 anni entrando nella leggenda. Da Roma a New York in un'ora? Il futuro è ipersonico. Proprio in questo 2026 i test sugli aerei ipersonici stanno entrando nel vivo. Grazie ai motori sviluppati da aziende come Venus Aerospace si punta a superare i 7.000 km/h e non è solo una questione di velocità. Questi nuovi propulsori piuttosto promettono di essere il 15% più efficienti di quelli attuali. La sfida più grande? Gestire l'attrito dell'aria che a quelle velocità rende la carlinga dell'aereo calda come un forno. L'8 maggio 1978 l'impossibile diventa realtà. L'alpinista altoatesino Reinhold Messner raggiunge la vetta dell'Everest senza l'ausilio di bombole d'ossigeno. Fu un'impresa che sconvolse il mondo scientifico e sportivo, dimostrando che il corpo umano può spingersi oltre limiti allora ritenuti invalicabili. In inglese esiste un proverbio molto saggio: "Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me". Letteralmente, se mi inganni una volta, la vergogna è tua, se mi inganni 2 volte, la vergogna è mia. È un invito ad imparare dai propri errori e a non concedere fiducia cieca a chi ha già dimostrato di non meritarla. Renato Cacioppoli, genio della matematica napoletana e spirito ribelle, famoso per la sua lotta antifascista che gli costò il manicomio, restano immortali le sue provocazioni, come quando passeggiava per via Toledo con un gallo al guinzaglio per ridicolizzare le leggi sulla virilità fascista. Un uomo di una sensibilità estrema che si spense l'8 maggio 1959, lasciando un vuoto incolmabile nella cultura scientifica italiana. E ci salutiamo anche oggi con la nostra amatissima frase del giorno. I consigli sono raramente graditi e quelli che ne hanno più bisogno sono anche sempre quelli a cui piacciono meno. Oggi proviamo a rompere questa regola e mettiamoci in ascolto, provando ad accogliere con curiosità le parole di chi ci sta accanto. Io vi ringrazio per aver passato questa giornata assieme a me, vi aspetto domani sempre qui alla stessa ora con l'Almanacco. Mi raccomando, non mancate. Buona giornata dalla vostra Jair.